L'associazione che io ho fondato insieme ad alcuni amici qualche mese fa, che sta avendo una grande adesione, diciamo un grande successo, ha uno scopo preciso, quello di formare una nuova classe dirigente meridionale, uno scopo estremamente ambizioso. Ma purtroppo, vedete, quando la casa brucia, forse è ambizioso lo scopo quello di spegnere l'incendio, ma non abbiamo alternativa. Il tempo non ci consente di formare la nostra cultura con la lentezza che sarebbe sicuramente più opportuna. Dobbiamo fare in fretta. E allora io mi avvalgo della collaborazione di tanti amici che hanno studiato, che hanno vissuto, hanno approfondito le tematiche tradizionaliste, dell'eredità che mio padre mi ha lasciato, di testimonianze dirette, di ricordi, di libri, di scritti, e per cui mi sono trovato a dover continuare la sua opera senza neanche mai aver pensato a qualcosa del genere. Non pensavo di dover diventare il direttore dell'Alfiere, men che mai di portare a compimento l'opera di Elias De Decade, che ricordo quando veniva a casa mia all'età io potevo avere 7, 8, 10 anni, e mi ricordo che mi portava i soldatini spagnoli di plastica, mi portava i toreri o queste cose qua. Questo lo ricordo perché mi piacevano molto quelle cose che non avevo mai visto prima, i discorsi interminabili con papà, con la moglie Gabriella Percolo, sono dei bei ricordi. Oggi invece mi trovo al loro posto di combattimento in un certo senso, indegnamente, ma comunque dobbiamo farlo, ci è stato lasciato questo testimone. Allora io ho poco tempo, io vorrei trarre un po' il senso di quello che oggi andiamo dicendo. Ho detto a tutti gli iscritti di Suddit, innanzitutto guardate, voglio fare un ricordo a una persona che contemporaneamente a questo convegno si sono svolte si è svolta a capo la messa di Tricesimo in onore del comandante Giovanni Salerno. Combattente indomito della nostra memoria storica, e sarebbe stato sicuramente, ma lo posso dire non per vantarmi, ma sono certo che sarebbe stato qua, come è stato 2 giorni prima della morte, è stato al nostro convegno tradizionalista. Ci frequentavamo con affetto, combattevamo sostanzialmente la stessa battaglia. Diciamo, adempiuto questo ufficio doveroso, io voglio dire questo. Io ho detto ai miei iscritti che in questo corso accelerato che dobbiamo fare, la conoscenza della Napoli spagnola è essenziale. Io non credo che la scelta di mio padre per l'aggettivo spagnolo al posto di islamico sia stato frutto di una piuttosto che ispanico, che ho detto islamico. Vabbè, in spagnolo invece che ispanico sia stato dettato da considerazioni di ordine semantico. Io, conoscendo il temperamento di papà, credo che lui rifuggisse da tutto ciò che sapeva di intellettualistico, e quindi, sebbene l'aggettivo ispanico sia nobilissimo e abbia un significato profondo, mi è piaciuto sentire Michele Ayuso parlare di America spagnola, perché questo aggettivo spagnolo è più familiare e crea un'affinità, è come andare a braccetto, mentre ispanico è più concettuale. E papà voleva invece che i napoletani si ricordassero di quando Napoli camminava a braccetto con le Spagne e ne condivideva una visione universale. Credo che questo sia stato. Poi lui si proponeva di essere capito da tutti. Quando Elias De Decada diceva che aveva trovato un solo napoletano autentico e che era papà, però poi faceva un'eccezione, diceva però camminando nei quartieri popolari, nel vociare del popolo minuto, nelle conversazioni, io ritrovavo l'eco di una Napoli che è stata grande. Allora papà voleva parlare a quel popolo, e quindi per parlare a quel popolo doveva usare termini accessibili. Ecco perché per esempio non ha mai amato nemmeno l'aggettivo tulo siciliano, che è di natura colta, Noi siamo napoletani e siciliani, che lo vogliate o no. Da Civitella del Tronto fino alla punta estrema della Calabria siete napolitani. Mi dispiace per voi, dovreste recuperare tutti l'orgoglio di questo appellativo. Ma torniamo alla nostra Napoli. Papà diffuse questa notizia che risale a Vasquez de Mello, ossia che Carlo III, quando tornò in Spagna, portò con sé nella bandiera spagnola i colori della bandiera napolitana, ossia il giallo e il rosso, che poi non solo giallo e rosso, sono l'oro e il porpora del manto imperiale, perché nonostante l'ispanocentrismo di Elias De
cada, in realtà Napoli è una tradizione millenaria e Napoli, se è avversata dalla modernità, non è solo per i suoi residui di ispanismo, ma per i suoi residui di una tradizione antichissima, e questa tradizione ha nel suo DNA l'idea di impero, come ha detto Gianni Turco. Impero vuol dire ordine nella giustizia, e questa è l'espressione che mi sembra più appropriata. Ordine nella giustizia, compatibilità delle diversità, ed è questo che fece l'impero o la federazione ispanica, che poi divenne impero. Giustamente ha detto Gianni Turco, non Viceregno. Viceregno aveva operato dai vari Galasso e accademici vari, gli epigoni di questo antispagnolismo su cui si fonda purtroppo il mito della Repubblica, dello Stato italiano. Napoli fu regno, e essere governato da un re imperatore non era una denunzio, anzi era una proiezione universale. Napoli divenne il megafono verso il mondo. Napoli poteva da quella posizione dialogare con le grandi capitali europee e non solo, perché la Spagna che cosa ci donò? Allora, guardate, sugli singoli episodi storici si può discutere, e non è questa certo la sede. Noi faremo un grande convegno sulla Napoli spagnola, però non parleremo di semantica, ve lo dico perché io non voglio mai che nessuno si annoi. Noi dobbiamo tenere, perché la Napoli spagnola deve essere ben viva, la nostra tradizione deve risorgere viva, forte e sveglia. Quindi noi dobbiamo capire che anche se il momento intellettuale è stato necessario e continua ad esserlo, ma il nostro è una proiezione popolare, è una proiezione nel quotidiano, nel concreto, nell'azione. A noi destra e sinistra non interessano proprio, a noi le dissertazioni che appartengono al mondo marxista o al mondo filofascista ci possono interessare a livello di conoscenza storica, ma noi oggi siamo oltre, perché oggi non esistono più queste distinzioni. Oggi esiste chi è per la comunità e chi è contro, chi è per il liberismo e chi è per la tradizione. Liberismo e tradizione allo scontro finale, da cui dipende la sopravvivenza non del nostro popolo ma del pianeta. Quindi ci sta poco da essere destra e sinistra, ci sta poco da avere pregiudizi di sorta. Questa è la nostra idea. Che cosa ha rappresentato la Spagna, il momento, il periodo ispanico per Napoli? Innanzitutto l'espressione di colonia è un'espressione del tutto impropria, falsa, fuorviante, menzognera. Io lo rinfacciai personalmente a Galasso, che si permetteva di parlare di Napoli, e io dissi: scusatemi, ma voi che non parlate di colonizzazione nei confronti di quella che fu sì colonizzazione, perché fu una colata di cemento sulle nostre tradizioni, fu un centralismo burocratico e autoritario, quello savoiardo, e che distrusse la nostra identità e uccise la nostra economia e tutto il resto appresso. Voi vi permettete di parlare di colonizzazione quando fu un abbraccio tra Napoli e Spagna, appunto, che a Madrid si rimproveravano i sovrani ispanici perché Napoli era la figlia viziata dell'impero, era un po' la cocca, nel senso che si lamentavano i castigliani di pagare più tasse di quelle che pagavamo noi. Ma poi questa storia delle tasse, questo rapportare, diciamo, la condizione di un popolo soltanto all'entità dei balzelli, però non si tiene conto che Napoli per 2 secoli è stata in pace. Non si tiene conto, quando voi andate alle località nostre marittime e vedete ogni tanto, ogni 2 chilometri vedete una torre, una bella torre che si affaccia sul nostro splendido mare, e quasi sempre queste torri risalgono al periodo spagnolo, ossia protessero i confini del regno, ma non protessero soltanto con le torri di guardia, ma andarono a dare battaglia ai pirati fino a Tunisi, al punto che addirittura divennero dei protettorati delle teste di ponte spagnole per parecchio tempo, fino a che ovviamente francesi e inglesi non cominciarono a complottare alleandosi con i turchi, con i pirati barbareschi contro gli spagnoli, che queste poi sono le dinamiche. E soprattutto il grande dono che ci fecero fu quello di sconfiggere i reucci, i cosiddetti reguli, i feudatari prepotenti che opprimevano il popolo e disconoscevano l'autorità centrale. Altrimenti noi avremmo fatto la fine di quegli staterelli settentrionali che poi alla fine paradossalmente si sono vantati della loro frammentazione e che si riducevano a quegli scontri campanilistici, i capitani di Ventura, le signorie, la secchia rapita e tutte queste cose qua. Il governo ispanico da Ferdinando
come si chiama? Il Cattolico, da Ferdinando il Cattolico, che cominciò quest'opera di ammansimento e riconduzione all'ordine di questi baroni. Noi questa piaga non l'abbiamo più conosciuta e vi pare poco, e vi pare poco. Se poi aggiungiamo, per esempio, la grande tradizione giuridica di Napoli, nacque in quel periodo, ma non è che nasce dal nulla, cioè Napoli, la scuola giuridica napoletana, ma guardate, non è nata nel Settecento. Mi dispiace, non sono stati i Lumi a portarvelo, no, è stato il periodo ispanico, il periodo ispanico. Allora, io vi leggo, innanzitutto, per me il principio cardine di questa grande civiltà giuridica napoletana è quello espresso da Giovanni Antonio Lanario, che in spagnolo e in latino suona potestas absoluta non potest dare in repubblica politica et bene ordinata, che vuol dire non è concepibile un potere assoluto in uno Stato, in una comunità ben ordinata. E intorno a questo nobilissimo e altissimo principio ha cominciato a operare tutta quella pleiade, quella miriade di grandi e piccoli studiosi che Elias de Tecada pone in luce. E lui dice anche che la federazione aragonese castigliana è stato il culmine del buon governo mondiale, perché noi avevamo questa fortuna, che venimmo a contatto non con una potenza imperialistica, ma con una potenza che aveva natura tradizionalista, era rispettosa delle tradizioni. E quando Tommaso Campanella chiese al re di Spagna di castiglianizzare, di rendere il castigliano la lingua nazionale, ricevette come uno schiaffo morale la risposta che le Spagne rispettavano le tradizioni e mai avrebbero imposto una lingua diversa da quella che il popolo parlava. E Galasso ci viene a parlare di colonizzazione. Ma insomma, vedete, purtroppo noi ci troviamo a che fare con una storiografia che segue degli scopi, si persegue degli scopi che non sono puramente scientifici, ma sono di mantenimento di un assetto istituzionale e politico. Allora, io vi leggo per esempio, nelle sue Relaciones del 1598, Antonio Perez così riporta la formula del giuramento aragonese di fedeltà al re. Noi che siamo leali come sei tu, giuriamo a te che non sei migliore di noi, di accettarti come nostro re e signore sovrano, purché tu rispetti le nostre libertà e le nostre leggi, ma se non le rispetti, non ti riconosciamo. Questa è la tradizione giuridica di Napoli. Per esempio vi fu Giuseppe Pavone, un grande giureconsulto napoletano, che disse che la legge più alta, il livello di legislazione più alto è la consuetudine, perché scaturisce dal popolo ed è a diretto contatto con la fonte suprema che è la tradizione. Questa è la grandezza della civiltà giuridica di Napoli. Mo ci vengono a dire che noi siamo diventati grandi con Celestino Galliani, siamo diventati grandi con Pietro Giannone, ma fatemi il piacere. Non c'è nulla di più diverso dalla civiltà giuridica di Napoli dell'assolutismo. Lo Stato sono io, Parigi va bene una messa, il machiavellismo, non c'entra niente con la mentalità dei napoletani. Se andavate a dire al popolo di Napoli lo Stato sono io, vi avrebbero fatto alla fine fare una brutta fine, diciamo, avrebbero fatto giustizia sulla pubblica piazza, che è un'affermazione così sacrilega. Poi Napoli che cosa fu? Perché noi dobbiamo andare alla ricerca di una tradizione, perché noi purtroppo ci dobbiamo combattere non solo contro il modernismo globalizzante che vuole distruggere ogni retaggio della nostra tradizione, ma anche con un certo napoletanismo da macchietta. Io lo chiamo diciamo il napoletanismo da napolimania, che a cui a volte indulge anche il nostro sindaco, come quando ad esempio mette un corno al centro del Golfo di Napoli. Noi abbiamo a che fare con questi concetti della napoletanità ed è molto difficile combattere contro questo tipo di rappresentazione. Noi dobbiamo tornare all'autentica Napoli. Pensate che un giureconsulto nordico, quando si trova di fronte, doveva discutere una causa davanti al Sacro Regio Consiglio di Napoli e disse: auctoritas sacri regi consigli napolitani me terret, cioè mi atterrisce l'autorità.
Questo è il prestigio della scuola giuridica napoletana, che non nasce da nulla, ma nasce da una meravigliosa simbiosi, da un abbraccio storico fantastico, con una grande civiltà, che poi ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, perché finché Napoli era protetta, come diceva De Saavedra Fajardo, e diceva Napoli è per omnes partes defendita, cioè difesa da ogni parte, altro che l'acqua salata e l'acqua santa, come improvvidamente pare sia stato detto a metà Ottocento. E noi eravamo difesi da Milano e pagavamo spesso le spese per le truppe che difendevano il Ducato di Milano, perché era la barriera dalle invasioni in ordine. Eravamo difesi dai pirati barbareschi con l'attività della flotta ispanica nel Mediterraneo. Voglio dire, e anche la stessa Venezia rappresentava un baluardo, anche se poi aveva un ruolo ambiguo. Quindi avevamo una protezione internazionale e sapevamo chi eravamo. Mai abbiamo dubitato. L'idea di poter tradire le Spagne era un'idea così sacrilega che non si osava nemmeno immaginarla. Napoli era veramente fedelissima. E per capire chi eravamo, dicevi Hispanidad, sì, noi abbiamo assorbito parecchio anche del carattere spagnolo, che forse rispetto a quello napoletano ha maggior rigore, ha maggior senso dell'onore, però nemmeno noi scherzavamo. Noi forse con più allegria, in modo più scanzonato, avevamo anche noi un alto concetto della vita e della nostra missione nel mondo. Noi eravamo per la Controriforma, sicuramente la mentalità protestante non c'entrava proprio niente con la napoletanità, ma proprio nulla. Non è un fatto politico, ideologico, è un fatto reale, concreto. Questi andavano affermando delle cose che per noi non stavano né in cielo né in terra. E io ve lo dimostro brevemente portandovi 3 quadri, 3 grandi opere d'arte del periodo secolo d'oro dell'arte napoletana. Pure questo siamo stati quando eravamo colonia, come dice qualcuno. E oggi che siamo? Allora, io vi mostro 2 opere di Caravaggio. Dici, ma quello era un artista, grazie. Era un artista lombardo. Sì, a parte che Milano stava sotto le Spagne, per quello stava con le Spagne. Allora, senti, vi posso chiedere la tua gentilezza di tenerlo, ecco, tanto per far vedere. Allora, questa è la Madonna, questo è le 7 opere di misericordia che stanno al Piemonte della misericordia di Napoli. Allora, che cosa affermano le dottrine protestanti? Che ci si salva con la fede. Quando si nasce si è già predestinati per imprescrutabile decisione di un Dio e diciamo che incomprensibile nelle sue determinazioni. Noi nasciamo dannati o destinati alla salvezza. Che cosa fa la Controriforma? E Napoli che cosa risponde attraverso Caravaggio? No, ci si salva con le opere. 7 opere di misericordia corporale, capite? Tutte raggruppate in un vicolo di Napoli, con 2 angeli scugnizzi. Vedete? Questa è Napoli. Cosa c'entriamo noi con il protestantesimo, con questo cristianesimo cervellotico? La fede. Ma quale fede? Sono le opere che ci salvano davanti a Dio. Questo ce lo dice Caravaggio. Scusatevi la semplificazione rotta, ma è minuto. Cosa dice il protestantesimo? Niente mediazioni tra l'uomo e Dio. Tra l'uomo e Dio, il fedele si rivolge a Dio, non vogliamo sacerdoti, non vogliamo interpreti, non c'è l'autorità degli interpreti sacri, la dottrina, non ce ne importa niente. Noi il dialogo diretto tra uomo e Dio. La Madonna dei pellegrini, niente di meno. Qua ci sta Gesù bambino, la Madonna. A chi guardano? A chi guardano questi poveri? A chi guardano? Al santo. Non osano neanche alzare lo sguardo alla Madonna. E il santo non guarda Gesù Cristo, guarda la Madonna. E la Madonna intercederà presso il bambino Gesù. 3 mediazioni sulla via della salvezza. Polemica antiprotestante di Napoli. E questo è lo spagnoletto, Ribera, il grande pittore, possiamo dire, napoletano, no? Perché è vissuto la più parte della sua vita a Napoli. Il protestantesimo dice che il successo terreno, specie nella versione calvinista, è il segno della benevolenza di Dio. Qui abbiamo l'ultimo
degli ultimi, uno storpio, un povero scugnizzo storpio. Guardate, ha la faccia spavalda di un idalgo. Questo non è un ultimo. Questo ha l'atteggiamento nobile di un grande di Spagna. E quando porta nel cartiglio questa scritta, fammi l'elemosina per amore di Dio, è lui che ti sta facendo un piacere. Io ti do la possibilità di accedere a Dio attraverso gli ultimi. Polemica antiprotestante, anticalvinista, l'opposto della modernità, l'opposto del tempo e denaro. Questa è la grande Napoli. Allora, se ce lo può anche chiudere, tanto è una cosa. E io mi ricordo anche un'altra cosa, non ho portato l'immagine. Giovanni Antonio Vaccaro, loro distruggevano le immagini sacre, addirittura c'è stato un quadro di questo pittore seicentesco, l'Eterno che dipinge il volto della Vergine, addirittura, si arriva addirittura a una esagerazione polemica, ma questa era la Napoli di allora, si polemizzava con gli ampi gesti barocchi, anche un po' retoriche, però era una retorica militante, perché sulle navi di Lepanto ci stavano tutte le famiglie napoletane, quando dico napoletane dico di tutta la nobiltà del regno, e Lepanto non si sarebbe potuta vincere senza il regno di Napoli, che era il granaio, come dice Fernand Braudel, e fu il granaio dell'impresa. Questo siamo stati. Allora, c'è stata la peste, il nostro caro amico che pure ama Napoli ha detto una corbelleria, dice ma un viceré spagnolo fece venire la peste a Napoli perché voleva liberarsi del popolo. Allora io dissi guarda scusa, mi abbi pazienza, non puoi dire più queste corbellerie, leggiti 5 volumi della Napoli spagnola, poi ne riparliamo. Quindi c'è stata la peste, l'eruzione del Vesuvio e perfino i piemontesi cercarono di invadere Napoli. Il principe di Carignano nel 1648 voleva sbarcare a Salerno e gli spagnoli non li buttarono a mare, perché la storia si ripete, ci sono costanti che tornano nello scorrere dei secoli. Allora questo eravamo noi, certo ce la siamo passati male, abbiamo avuto glorie, Lepanto, e disfatte, l'invincibile Armata. Però in tutto questo siamo stati a braccetto dei nostri fratelli, mai ci hanno calpestato, mai ci hanno considerato al loro servizio e abbiamo vissuto con loro gioie e dolori. Certo, quando la Spagna cominciava a prendere batoste in tutto il mondo, far parte dell'impero non era più un vantaggio, cominciava a essere un onere, perché le spese militari diventavano sempre più gravose e noi dovevamo contribuire. E poi quando salì al trono di Spagna un Filippo V che cominciò a demolire tutte le tradizioni ispaniche, cioè quelle che ci avevano garantito questo statuto di fratellanza, a uno, dicendo non esistono più i Pirenei, questa frase che voleva dire la legislazione deve essere unica, quali che siano le diversità dei popoli, cioè l'opposto di quello in cui Napoli aveva creduto. Allora Napoli disse, vabbè scusate, a questo punto ce ne stiamo da soli. Se disgrazia deve essere, ce la governeremo da soli. Se fratellanza non c'è più, ma ci sarà solo un dominio etero-diretto, che lì sì avrebbe avuto una vaga somiglianza con una colonizzazione, allora ce la vediamo da soli. Ma il popolo di Napoli è sempre stato profondamente legato a quest'idea di ordine nella giustizia. E se Carlo III, come abbiamo illustrato io e l'avvocato Belmonte nel libro su questo sovrano, è stato così onnivago, è perché l'inclinazione assolutista della sua dinastia lo portava a delle innovazioni sconsiderate, ma il suo animo recettivo della voce del popolo lo portava a emendarsi ogni volta che stava per cadere nel fosso. Ora, se noi non capiamo questo, se noi non capiamo quando è che Napoli è stata Napoli, quando è che eravamo veramente orgogliosi di esserlo, orgogliosi perché ci sentivamo forti, sicuri di noi, non avevamo dubbi, sapevamo dove era il bene e dove era il male. Quello è stato il nostro momento. Dopo sono cominciate i problemi, le infiltrazioni borghesi, sono state un inizio della fine, per cui Elias de Tecada non amava molto il periodo borgofilo, ma noi lo amiamo perché è stato l'ultimo periodo di nostra indipendenza. Però io dico, andiamo avanti, saliamo oltre questo crinale del 1734, affacciamoci su altri periodi, senza commettere il grave peccato di giudicare la storia con gli occhi di oggi. Mettiamoci nei panni di un napoletano del Seicento, quella Napoli percorsa da cavalieri con uniformi variopinti, quella Napoli che era gioiosa,
quando nel mare di Mergellina a mare era stata fatta una Plaza de Toros con le navi che assistevano, c'era questo gusto della spettacolarità. Ora ritroviamo noi stessi, ritroviamo quello slancio vitale. Io quando sono andato, questo stemma è pochissimo conosciuto, io in una cerimonia giudiziaria a Castel Capuano l'ho incontrato, sono rimasto abbagliato dalla sua bellezza e l'ho fotografato. Allora questa è la nostra grande l'età d'oro, la nostra età d'oro della nostra tradizione, non perché si stessi più o meno felici, è stata l'età in cui eravamo noi stessi, nella gioia o nel dolore, nella fortuna o nella disgrazia. Napoli era Napoli. Allora Napoli deve tornare a essere Napoli. E io vi voglio dire questo, una bellissima frase citata da Francisco Elias de Tecada nella Monarchia tradizionale, presa da Vicente Palacio Attardo. Lui dice: noi insieme con le Spagne avemmo un programma politico valido per il mondo intero, cioè non pensavamo solo al nostro orticello, e non solamente l'avemmo, ma facemmo di più, lo sostenemmo, avemmo un progetto universale, un sogno universale di giustizia e di pace. Questa è Napoli, ed è per questo che qualcuno ancora oggi nell'epoca moderna, senza sapere bene perché, però diversi lo hanno detto ma secondo me l'umanità sarà salvata dai napoletani. Grazie.